Al via oggi e domani le giornate FAI di primavera, giunti alla 30ª edizione. 10 le aperture speciali, 7 ad Agrigento più 3 a Favara e il treno storico lungo i binari della Valle dei Templi. Coinvolto anche la delegazione FAI di Agrigento, il FAI Giovani e il Giardino della Colimbetra che hanno voluto tributare al territorio agrigentino in occasione del trentennale. Ad Agrigento, tra i luoghi aperti, la Scala Reale, l'alloggio prefettizio, la saletta espositiva della Questura di Agrigento, l'edificio della provincia, la prefettura che si affianca su via Gioieni, piazza Vittorio Emanuele, piazzale Aldo Moro. Piazza Vittorio Emanuele, in continuità con la prefettura, è ubicato il Palazzo Beppe Montana, sede della Questura di Agrigento. Tra gli altri luoghi del FAI, la Camera di Commercio, piazza Gallo, un edificio dall'aspetto gotico che rappresenta oggi il fulcro della vita amministrativa della città. Il Circolo Empedocleo in piazza San Giuseppe. Sì, siamo qui alla Camera di Commercio e al Circolo Empedocleo, hai detto bene, finalmente riprendono le giornate FAI di primavera e sono sempre un'occasione importantissima per i ragazzi perché hanno modo di sperimentare quelle metodologie che tanto vengono auspicate a scuola, la didattica laboratoriale, anche diciamo, la soluzione dei problemi in quanto sostanzialmente mettono in campo tutte le loro competenze nell'accogliere qui il pubblico e condurlo nei luoghi che devono essere illustrati e visitati. Come siete organizzati fattivamente? Siamo organizzati, abbiamo gli apprendisti ciceroni, abbiamo anche i gruppi di musicisti che intrattengono il pubblico, perché noi abbiamo anche il liceo musicale, che è stato un grande arricchimento per noi. E quindi appunto abbiamo il momento in cui gli apprendisti ciceroni illustrano verbalmente il bene e poi abbiamo l'intrattenimento musicale. Allora conosciamo due di queste guide, nome e cognome, qual è l'attività che voi fate oggi? Salve, io sono Gloria Tornabene, oggi siamo qui per presentare al pubblico, alle altre scuole, cos'è la Camera del Commercio e spiegare quali sono le sue antichità, cioè spiegare l'arte della Camera del Commercio. Ascoltiamo il Cicerone ora, nome e cognome. Buongiorno, sono Andrea Arnone della seconda G del liceo Empedocle. Sì, finalmente dopo 3 anni torniamo a partecipare a queste giornate FAI, è davvero un'esperienza interessante, comunque coinvolgente, arricchisce diciamo, la città e di contenuti anche noi stessi. Come è andata già fino ad ora questa mattina? Devo dire abbastanza bene, le classi sono molto interessate, comunque è un'esperienza formativa, vedo molta partecipazione e molto interesse e speriamo di continuare così. Si sensibilizza anche chi viene alla raccolta a donare anche per il FAI, no? Sì, certo, perché è una raccolta proprio mirata a migliorare le nostre ricchezze, le ricchezze di tutta Italia, non solamente della Sicilia. Oggi siamo al Circolo Empedocleo. Per le giornate FAI sono state aperte diversi beni e qui in via Atenea, sulla via Atenea possiamo trovare la Camera del Commercio, il Circolo Empedocleo e ancora prima il Palazzo della Prefettura. Oggi qui abbiamo, oltre alla visita all'interno di questo luogo che è stato per tanto tempo fiore all'occhiello di questa parte della via e della città, il nuovo restauro, possiamo vedere le sale ai piani di sopra, abbiamo anche l'occasione di ascoltare tanta bella musica, abbiamo i licei musicali che qui stamattina si esibiscono e ci regalano tante emozioni. Finalmente dopo 2 anni di stop i ragazzi hanno ripreso a suonare, lo fanno a servizio anche della comunità, delle associazioni e per noi è una gioia appunto riprendere questa attività anche in pubblico. Anche e soprattutto per i ragazzi. Ho curato i Ciceroni, questi ragazzi che con tanto entusiasmo hanno accolto questa iniziativa dopo la pausa causa Covid. È stata una forte emozione davvero rivedere questi gioielli, io li chiamo, del nostro territorio.
Sono Giuseppe Nogera io e sono un apprendista cicerone. Appunto noi ragazzi del Liceo Classico Empedocle, alcuni di noi perlomeno, abbiamo avuto la possibilità di partecipare in modo entusiastico appunto a questa iniziativa del FAI, delle giornate FAI, come apprendisti ciceroni, appunto mostrando ai cittadini della città di Agrigento i luoghi appunto di cultura e di maggiore rilievo.